Eccoci cari amici, bentrovati. Intanto ringrazio tutti quelli che seguono le trasmissioni di TVBN, insomma tramite la pagina Facebook e tramite il canale YouTube che sta diventando molto sostanzioso nei suoi contenuti e stiamo sfiorando la soglia di 400 video pubblicati, e grazie a tutti quelli che visitano il sito ufficiale della web TV, tvbnweb.it. Perché sto facendo questo video? Sto facendo questo video perché recentemente ho intrapreso una corrispondenza in versi con la poetessa Mimma Raspandi, che io chiamo la Musa d'Arcamo. È una poetessa che seguo molto, mi piace il suo modo di scrivere, mi piace la sua immediatezza, la sua spontaneità e soprattutto mi piacciono i contenuti, così come lei li propone attraverso i suoi versi che sono sempre molto vivaci e coloriti. Io oggi vi voglio così leggere questa simpatica corrispondenza in versi che appunto c'è stata qualche giorno fa con la poetessa Mimma Raspandi. Praticamente mi vedo recapitare un suo sonetto in risposta a un mio post pubblicato sul mio profilo Facebook, dove appunto mi chiedevo, attraverso una poesia, mi facevo delle domande sul mio essere poeta. Lei mi scrive questi versi: poeta, tu ci sì, ma veramente, e non ti fare più troppo domani, lo dici, che ti leggi tra le genti, che sia tra i poeti lo più grande. È giusto che però non ti ci senti e non ti pigli vanto né t'affanni a dimostrare quanto si valenti e sempre da così fai i tuoi anni. La vita tua passassi in umiltati, lo tempo poi risolve ogni problema. Tu scrivi, sì la voce du tuo cuore, tu scrivi so quai d'ingia, li pensati e fai d'ogni parola un verso a tema, la verità si forgia di parole. Ecco, lei mi scrive questo bellissimo sonetto al quale io ovviamente do una risposta e gli rispondo in questo modo: o cara Musa d'Arcamo, non penso d'essere grandi come già si dice, cu parra da così, cosù l'amici, la cosa amore e gioco e perdi senso. Non cerco gloria, sogno già felice puro di lo più minimo consenso, che poi lo vero è solo me compenso, ringrazio si c'è culo benedice. Poeta, che importanza, che palora, eppure spesso mi domando se sogno per vero un vate di valori. Lo stai pensando pure paccamora, cosugno, ma sapidro, o cara Musa d'Arcamo, un canturi. A questo mio sonetto, ovviamente, lei, presa dalla voglia di rispondermi, me ne scrive un altro. Quindi la corrispondenza va avanti e scrive questi versi: che dici, da rispondo o lascio stare? Come posso competere con tia? Ma renno, non mi fido a continuare, e poi svilisse pure la poesia. Ma è bello che doversi chiacchierare, io Musa non mi dare sta valia, e tu solo canturi non babbiari, se no s'affenne Musa e fantasia, che c'è bisogno di dare valori a cusapi puitare veramente, e non a concucchia frasi e fa poesia. E sì, umiltà ci vuole e lo spessore, di cui non fa la rima con la mente, ma con lo cuore in mano, come a tia. A questo punto anch'io, preso dalla voglia di risposta, allora rispondo a modo mio. Lo sai perché si Musa? Perché a mia
Dopo che leggio li to scritti santi, mi viene voglia a re di poesia, mi pari come si giutaio davanti. Mi piace a voti la malinconia, di lito versi vivoli e intriganti, la tennera, ducizza, chi cuvia, lo tocco mascio che hai di li giganti. Ti chiamo musa perché insani e curi tutti li miei feriti ammonzeggiati, perché mi pasci sentimenti veri, lo tuo giardino fa li belli ciuri, ed io li coglio essendo profumati e li semino dalle miei ciureri. Questa è la mia risposta. Allora, per finire, lei ovviamente mi risponde con un altro sonetto, anch'esso molto simpatico. Maciuzza mia, che versi, che poesia, se fosse vero un cielo già chianasse, culito complimenti, sente a mia, senza li vede in terra già satasse. Ma saccio lume limito e valia, studire mascio no, non mi spettasse, su 4 versi, forse su poesia, non saccio più su que, ci ragionasse, quando ti leggio pare che si smuovi da forza che hai uddirinde e ne esce fora, sarà che mi scavero è malatia, lo to parlare Nino mi commuovi, e continuasse come paccamora a scrivere, pensando che poesia. A questo punto io mi sono fermato e ho voluto lasciare questa sua risposta alla fine di questa simpatica corrispondenza, pure perché continuando si potrebbe rischiare di perdere o di uscire fuori tema e di perdere appunto il filo conduttore di queste lettere che molto spesso i poeti chiamano botta e risposta, corrispondenza, oppure chiamano litri. Voglio ricordare a tutti quelli che si intendono di poesia siciliana, tutti i poeti, che un certo Vito Lumia, molto conosciuto nell'ambito della poesia siciliana, peraltro autore di una straordinaria grammatica siciliana, ha scritto un libro dal titolo Litri, ma questo libro si compone di tanti volumi. Lui praticamente ha riportato in queste pubblicazioni, che mi pare sono 5 volumi, tutta la corrispondenza in versi che lui in tutta la sua vita ha ovviamente avuto con tantissimi cantori, poeti della nostra terra. Ricordo a tutti quanti che nel 2010, se non erro, sì, nel 2010, il sottoscritto, insieme al poeta Giuseppe Gerbino, al poeta Giuseppe Voltaggio, al poeta Alberto Criscenti, al poeta Vito Lumia e al poeta Dino Altese, ha portato alle stampe un volume di corrispondenza in versi. Da questa corrispondenza ne è nato un volume che abbiamo portato alle stampe dal titolo Mi trovo do mezzo chi fazzo. Io lo considero una scuola di poesia, ma anche una scuola di siciliano, perché si sono trovati a confrontarsi 2 generazioni, i più giovani e i più anziani. Nel mezzo c'è stato Alberto Criscenti. Difatti il titolo del libro prende appunto è il verso di una poesia della corrispondenza avuto scambiata di Alberto Criscenti. Mi trovo do mezzo chi fazzo. Ecco, lui si mette in mezzo tra appunto la nuova generazione che prosegue la tradizione della poesia siciliana e quelli ovviamente che già i poeti più anziani, che in un certo senso hanno già scritto pagine importanti di storia legata appunto alla poesia siciliana. Volevo appunto fare questo video e darvi testimonianza che a volte le poesie che leggete su internet pubblicate dai vari poeti, alla fine oltre a quella poesia
che è la poesia con la P maiuscola senz'altro, c'è anche un altro filone che è quello legato appunto alla corrispondenza in versi, che a volte leggere questa corrispondenza e c'è veramente da divertirsi. La maggior parte di questa corrispondenza sappiate che sono tutti sonetti a rima incrociata, a rima alternata, sonetti che con varie, diciamo, composti con varie tecniche stilistiche e metriche, ma rigorosamente sonetti. Cari amici, vi ringrazio molto sempre per l'ascolto che date alle varie trasmissioni, a TVBN, e soprattutto a tutti quelli che seguono il filone della sicilianità e della cultura popolare. Io vi ringrazio. Seguite, continuate a seguire la pagina Facebook, il canale YouTube e il sito web tvbnweb.it. Vi abbraccio, un caro saluto a tutti.